Buona giornata, bentrovati, un altro appuntamento dedicato al mondo dello sport, grazie alla vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Vi ricordo anche il canale essenzialmente sportivo creato all'interno della casa madre Veneto Globe, e cioè streamingsport.com, uno streaming sport tutto attaccato. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, ci trovate ogni sera alle 19:40, 19:45 circa, sul canale 95 per Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Replica nella seconda parte della serata e terza ed ultima replica nella mattinata il giorno dopo. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie per quanto riguarda il mondo dello sport nella giornata odierna. Si parla di motociclismo ed è stata svelata la RC 213V, su cui Marc Marquez potrà eguagliare i titoli iridati di Valentino Rossi. Con lui in squadra ci sarà il fratello, campione in carica di Moto2. Sempre per la MotoGP, l'udienza sul caso doping per quanto riguarda Iannone avrà tempi più lunghi e per il pilota niente Sepang. L'accusa studierà le carte della difesa. Andrea Iannone resta così sospeso. Addio ai test. Calcio, la Lazio recupera la gara contro il Verona, oggi recupero della 17ª giornata, arbitra il signor Abisso. Il campionato si avvia verso il derby della Madonnina, trema forse di più Pioli perché Ibra si sta allenando in modo differenziato rispetto al gruppo in palestra. Soltanto oggi forse potrebbe tornare in gruppo. Alla Juve si saluta invece il ritorno agli allenamenti con la squadra di Chiellini. Eccolo, manca da agosto, vuole rientrare per Champions e gara scudetto, ha detto. Lo aspetta anche Mancini e naturalmente la nazionale italiana. Si prospetta un cambio intanto, ancora una panchina pronta a saltare, potrebbe essere quella di Brescia, ma usiamo il condizionale perché Corini potrebbe fare spazio a Diego Lopez che si è già accordato con il presidente. Basket europeo con Milano che ieri sera ha perso contro i tedeschi dell'Alba per 102-96. In Eurocup perde anche Trento contro il Darussafaxia 74-95. Stasera Virtus Bologna in campo ad affrontare Partizan Belgrado, mentre Patrasso ospiterà Brescia e Venezia al Tagliercio affronterà l'Oldenburg. In Champions Brindisi è stato eliminato da Saragozza proprio al filo di sirena, 93-91. Pallavolo femminile, dopo la Coppa Italia vinta come saprete dall'Imoco Volley Conegliano, ritorna la Champions fino a giovedì, è la quinta giornata della fase a gironi. Prima a scendere in campo è stata Novara ieri pomeriggio in Ucraina contro lo Yuzhny, c'è stata la vittoria per la squadra di Barbolini per 3-0. Oggi tocca a Scandicci, la Savino del Bene Scandicci in casa affronterà l'importante squadra turca del Vakif Bank, mentre giovedì l'Imoco sarà a Budapest in Romania e ricordiamo che per Imoco e Scandicci la qualificazione potrebbe avvenire già con le ultime due partite di cui vi dicevo, con un turno di anticipo. Nella pallavolo maschile, turno infrasettimanale con il derby veneto tra Verona e Padova. Poi ci sarà la partitissima a Modena tra i padroni di casa e i campioni del mondo del Civitanova. Nella A3 di pallavolo maschile, lo saprete, ieri lo abbiamo anticipato, a Motta di Livenza, nonostante il quarto posto della squadra di Barbon è stato esonerato. Al suo posto si fa spazio per il ritorno di Lorizio che aveva portato la squadra alla promozione dalla B. Per quanto riguarda invece la pallavolo femminile, il volley femminile, sui social era rimbalzata subito la notizia ieri che Francesca Cischi Marcon aveva accettato la proposta del Giorgione Volley per ripartire da una Serie B e allora dopo alcune verifiche anche i quotidiani e anche noi insomma confermiamo che è vero, Francesca Cischi Marcon riparte da una Serie B
lo farà da Castelfranco Veneto. Ricordo che Marcon è una giocatrice coneglianese, ha esordito con tutta la trafila appunto della squadra coneglianese, ha giocato in A1 per diversissimi anni con le migliori squadre. Marcon esordirà con la nuova maglia sabato 8 febbraio prossimo a Castelfranco Veneto contro Volta Mantovana. E sempre per il volley siamo andati in queste settimane a Macerata per incontrare una realtà pallavolistica trevigiana e veneziana insieme che ha fatto partire un progetto piuttosto interessante dedicato soprattutto ai giovani. Tra molte, mille difficoltà, dobbiamo segnalarlo, dobbiamo dirlo, però c'è tutta la voglia di fare bene e allora andiamo a sentire l'allenatore Marco Lionetti. Allora, le abbiamo visto muoversi, le stiamo vedendo adesso che si stanno allenando e siamo con Marco Lionetti, allenatore dell'Under 13 Under 14. Intanto benvenuto e ben arrivato alla Bremas. Grazie mille del benvenuto, sono molto contento di lavorare qui in Veneto quest'anno, provengo da un'esperienza quadriennale in Umbria, prima ho fatto la Serie B da primo allenatore a Orvieto e poi il secondo allenatore e il direttore tecnico delle giovanili della Monini Spoleto. Quindi sono ripassato alle donne come qualche anno fa e sono molto contento perché mi piace molto lavorare tecnicamente con diciamo, questi grandi fisici che ci sono qui in Veneto, quindi mi piacerebbe moltissimo restare per più anni per poter far progredire le ragazze e per dare tutto quello che posso dare alle ragazze e tutta la mia esperienza. Qui si tratta del primo step in pratica, dall'uscita da un mini volley ad una squadra vera e propria, a trovarsi a dover ascoltare un allenatore. Sì, infatti la cosa che mi piace molto è che devo insegnare anche il modo di camminare, vestirsi, comportarsi, le regole di base e quindi diciamo che mi sento la responsabilità di quello che diventeranno in futuro queste ragazze, quindi ci tengo tantissimo che diciamo, rispecchino quello che è stata la mia carriera da giocatore e da atleta perché sicuramente l'impegno e l'educazione sono alla base poi dei comportamenti sportivi che esulano dallo sport, nel senso che uno può essere una bravissima persona e i comportamenti e le regole che porta dietro a questa avventura sportiva di quando sono giovani se le porteranno appresso tutta la vita e questo per me è molto importante. Hai sottolineato tu, il femminile ha sempre questo fascino per quanto riguarda l'allenare le donne. Sì, intanto perché i numeri sono diversi dal maschile, quindi la proporzione è circa 1 a 7, quindi per ogni 7 ragazze che giocano c'è un ragazzo che gioca, quindi è anche molto più difficile affermarsi e i nostri risultati mi inorgogliscono particolarmente perché proprio per questi numeri così grandi emergere, eccellere è molto più difficile che nel maschile, quindi bisogna essere molto attenti e meticolosi su tutti i particolari, quindi anche diciamo, educare anche le famiglie allo sport, che questo è molto importante anche per una questione sociale, quindi io ci tengo tanto a essere sempre preciso e dare l'esempio, perché come diceva Camillo Placì, che era un mio grande maestro, un esempio vale molto di più di tante parole. E bravo Marco Lionetti, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Andiamo a vedere adesso il rugby perché è una settimana particolare, alla Ghirada ci si sta allenando a ranghi ridotti, mancano i nazionali, ci sono ancora degli infortunati, ci sono degli atleti che stanno rientrando piano piano, ci sono lavori appunto specifici per ognuno di loro. Ci sono anche i rinnovi, dopo i rinnovi di Hayward e Monti Ioane di cui abbiamo detto, anche Sebastian Negri e Marco Lazzaroni, pure di loro ne abbiamo parlato, mostrandovi le clip di Ben TV. Oggi andiamo ancora a Ben TV per utilizzare la clip che ci fa vedere Faiva, che è stato uno dei grandi marcatori appunto del Benetton. Eccolo. E anche a Faiva i nostri complimenti naturalmente alla grinta di questo marcatore, di questo uomo meta. Per quanto riguarda l'altro allungamento di contratto è per Thomas Baravalle, di cui vedremo la clip domani. Parliamo di Serie B adesso per quanto riguarda il calcio, con il Pordenone che ieri così è finito un po' su tutti i quotidiani per le dichiarazioni spronanti del proprio presidente Lovisa,
Brescia, che ha dichiarato un po' così, volendo provocare, dice vogliamo la Serie A ma non vogliamo passare attraverso i playoff, quindi vogliamo andarci direttamente in Serie A, e staremo a vedere. Intanto ha portato a casa altri 2 giocatori, Tremolada e Gasbarro. Posticipo ieri sera tra Pescara e Cosenza, ha finito 2-1 l'altra sera, mentre un cambio in panchina sembra fatta per Tramezzani, che lascia e ritorna Breda, che aveva guidato il Livorno per 7 giornate all'inizio del campionato. La Serie D adesso, ci sono novità anche per quanto riguarda la Serie D. Campodarsego, classifica non vede novità, Campodarsego sempre con 50 punti, 54 punti in testa, poi Legnago, l'Ambrosiana ed il Cartigliano. Le novità arrivano da 3 punti che vengono ridati, diciamo così, al Vigasio e vengono tolti al Ciarlins Musane per una decisione appunto della federazione, quindi 3 punti in più per Vigasio, 3 punti in meno per Ciarlins Musane nella classifica della Serie D. Il Montebelluna guadagna un punticino con la gestione Lelepasa, che comincia piano piano a riprendere quota, e allora andremo a vedere che cosa succederà. Nell'Eccellenza invece, che è il nostro campionato, vi ricordo che ci sono stati dei risultati piuttosto importanti ed interessanti, come quello tra Eclisse ed Istrana, che è finito 3-1 per l'Istrana non a Godega ma al D'Agostin di Pieve di Soligo, lo stadio appunto dell'Eclisse. Ne approfitto per scusarmi con Samuele Bellè, perché gli abbiamo tolto il gol, in pratica abbiamo dato sulla fiducia, diciamo così, estrema di Zanatta, abbiamo affidato a lui la doppietta realizzata al D'Agostin di Pieve, invece per Zanatta un solo gol, e il terzo gol, il 3-1 finale, è di Samuele Bellè, quindi ci scusiamo con lui e andiamo a rivedere queste immagini, o qualche immagine, con le parole di Stefano Della Bella, che è l'allenatore degli sconfitti, l'allenatore della formazione di casa. Eccolo. Avevamo iniziato bene, col piglio giusto, dopo gli episodi su certi calci da fermo, calci piazzati, purtroppo ci penalizzano come in altre partite. Dopo abbiamo giocato, abbiamo rigiocato, abbiamo provato, sapevamo anche una squadra tosta, però è stato troppo facile, ci siamo trovati su 2-0 non avevamo fatto grosse cose loro, avevamo fatto 2 o 3 buoni spunti all'inizio con Dell'Andrea, che ha messo 2 o 3 buoni palloni. La partita era aperta, però purtroppo il primo calcio d'angolo ci ha fatto gol, il secondo cross ci siamo un po' bloccati tra il difensore e il portiere, e la zampata della punta avversaria, questo ci ha penalizzato l'episodio. Non posso chiedere altro ai ragazzi, perché si sono impegnati e hanno lottato fino al 95esimo. Logico che dopo riesci a fare il 2-1 e becchi ancora il 3-1 su un altro calcio piazzato, non è facile. Sì, l'avevate riaperta infatti sul 2-1, poi forse nel momento migliore che ci ha stroccato ancora le gambe, ancora sta punizione lenta, che ci siamo persi l'uomo. Adesso da capire se poteva fare qualcosa di meglio il portiere o cosa, dovevamo fare qualcosa di meglio tutti quanti. Faccio una battuta così, io da vecchio stopper così di marcatura e uomo, cos'è un delitto mettere a uomo qualcuno su Zanatta e non lasciarlo svicolare da una parte e dall'altra? È una mia battuta. No, ma c'era, dopo si prende i blocchi, si prende qualcosa e riesce ad andare a saltare anche più libero. Logico che dovevamo far meglio, insomma. Sono 3 punti però che pesano e che speriamo non pesano. Non ho ancora visto i risultati, però sapevamo che è dura. Quando non riusciamo a muovere la classifica diventa dura, perché il solito discorso, il campionato sì, è durissimo e dovevamo cercare di far punti. Eravamo partiti col piglio giusto, dopo logico che essere sotto 2-0. Qualcosa di meglio nel secondo tempo avevamo fatto, e dopo siamo stati ancora castigati per l'episodio.
Bene, ringraziamo Stefano Della Bella, le parole non facili dopo una sconfitta appunto maturata, questo 3-1 contro l'Istrana. Bene, ne parleremo anche nelle prossime settimane di questo bellissimo campionato. In promozione intanto saltano panchine come funghi, è il caso di dire, salta la panchina del Vazzola, esonerato Szumski per questo signore che è sempre lì, è sempre con tanta voglia di fare calcio, molto bravo, Simone Piovanelli, che ritorna al comando appunto del Vazzola. Al San Michele Salsa, altro esonero questa volta per Nicola Sacconi e spazio a Walter Diana, allenatore tra l'altro degli Juniores. E con questa notizia termina il nostro appuntamento odierno con venetoglobe.com dedicato al mondo dello sport. Ci risentiremo domani sui nostri canali. A tutti voi buona giornata.